E tra 30 posta all'improvviso i mariuoli caruli a nonna. All'improvviso mani in alto, cacciato tutte cose a fuori. Ui, e tu no? E caruli a nonna, tengo una certa età, si poteva mai cacciare tutte cose a fuori. Ah no, quelli volevano i soldi, mica volevano vedere la tua farfallina appassita, E quando tu mi vieni a dire, nonna, non ne potevo fare contento in nessuna maniera, perché la nocchettina è morta e i soldi ne tengo. E permesso, bella, buongiorno. Buongiorno. Io sono venuta qua per dirti che sta situazione in sto palazzo non mi piace proprio. Ma quale situazione? Fammi capire. Capisci a me, qua siamo tutti sposati, i mariti nostri devono stare tranquilli, non ci devono stare gli uomini che salgono e scendono continuamente. E che già fai? Non sto capendo, spiegati meglio, non capisco. Che nessuno si porta l'uomo in coppia come si è sposato, tu sei sposato pure. E chiama bene. Ah, il ragazzo di colore che sale e scende dal terzo piano dove viene? Da me o da te? Ti stai perdendo a cervello. Chi lo vuole, giorno che mi porta l'acqua fino al terzo piano che non ce la faccio, fammi capire. Chi ne fa di che abbassa la salumeria? Ah, la scusa è buona, ma perché non lo dici che te lo fai? Senti, ma da lei, guardami buono in faccia, guaglione porto l'acqua perché solo non ce la faccio. Muovere come tu dici, stamattina sta arrivato, poi tengo a mamma a casa, parlammi un'altra volta. Ah, io invece parlo mo', mio marito è geloso, ha detto che non può, perciò io ti avviso, prima che mi incazzo, tu e sto guaglione uscite da sto palazzo. Tu hai scartellata, ma come ti permetti? Ti si va in una terra, tu ti porti in coppolietta, marito tuo salama, che non sa niente, isso bella bella e non cornuto con te. Tanto mio marito non mi fa mancare niente, mica come te che esageri altamente, a tua nonna non lo dici, a chi fai sei in coppa, diglielo che ti fai un guaglione lì per coppa. Per coppi, per sotto, ma quale un'irechità morta? Azza palle mega tu ti tieni fuori la porta, che ti crede che non saccia, che la caffè a notte, marito ti s'addorme e tu puoi fare i zucche e frutta. Cosa brutta brutta, c'hai paura, magari? Perché non ammetti che tuo marito ormai è tuo ex? Io non faccio zucche e frutte, ne cessaiola della Madonna, mica sono come che la zoccola è tua nonna. Gesù, Gesù, perdonami per quello che sto per dire. Ne carcioffo la picciata, ne cardillo depravato, come cazzo ti scetate, stamattina stai annervato, in da posta stamattina mi hanno fatto una rapina, ma sono venuto qua e ci vuoi sto. Poi ma! Una femmina chiesa che sti cose non ne faccio, non devi chiamare in Francia di chiamare in tiro in faccia. Ne bambola assassina, ne cangura tunisina, ne canguro scostumato, ma per chi cazzo c'è pigliata? Tu sei a zucculone e poi dici a me, senti a izza merda e vatta a popide. La cristiana della chiesa non sai manca rosa trova. Se vi vede il prete a voi due va caccia fuori, conoscete Adamo ed Eva, che la foglia sotto la pancia, voi siete così brutti che la foglia ci vuole in bancia. Io non sono che chiesa, coppa a questo non ci pazzo. Io con catechismo era la prima classe, ma trovano Adamo ed Eva, che la foglia sotto la panza, che la saluaia per far pigliare a stanza, poi se la voleva mettere, ricetta come attacca, bella e buona poi facetta, puh, ciacca.